La tua radio. Senza. Va ora in onda Regioniamoci Sopra. Conduce Giuliano Zulin. Buongiorno amici, Ragioniamoci Sopra, Radio Libertà con voi Giuliano Zulin per questo ultimo appuntamento del 2025 sui temi che ovviamente amiamo sempre noi, ovvero parlare di quello che riguarda le regioni e il nostro obiettivo finale, ovvero arrivare all'autonomia differenziata, o meglio l'autonomia appunto, perché alla fine noi l'abbiamo detto sempre in tutti i modi qui a Ragioniamoci Sopra, l'autonomia è, come disse anni fa il presidente allora della Regione Veneto, ora presidente del Consiglio regionale del Veneto, Luca Zaia, l'autonomia è la luce nella notte nella Repubblica. Una luce che vuol dire risparmi, responsabilizzazione degli amministratori locali, in questo caso i governatori, quindi minori sprechi, possiamo dire, e maggiori servizi per quanto riguarda i cittadini. Maggiori servizi che riguardano i cittadini che noi forse non vedremo quest'anno, diciamo entro quei prossimi giorni, perché si è votato a fine novembre, la Regione Veneto per esempio ha già fatto la giunta, tutto quanto, la Regione Puglia idem, ma la Regione Campania è governata dal presidente Fico, che è stato eletto comunque con un grande risultato, e alle prese con un ginepraio di poltrone, poltroncine, poltronissime da assegnare ai vari alleati che hanno permesso a Fico, ricordiamo l'ex presidente della Camera e portabandiera del Movimento 5 Stelle, quelli di uno vale uno, ma si vede che uno non vale uno, perché quando devi decidere i posti in giunta e nella sottogiunta e nel Consiglio regionale, che ieri per esempio ha votato il nuovo presidente, tra l'altro il fratello del sindaco di Napoli, Manfredi, anche lì uno vale uno, ma si vede che la matematica o le equazioni a casa Fico non erano poi, come dire, all'ordine del giorno. Il discorso è che Fico fa di tutto per dire che l'autonomia è un disastro per il Sud, ma d'altronde è un disastro se effettivamente già il Presidente non è in grado neanche di fare la giunta dopo un mese esatto, anzi più di un mese dalle elezioni. Te credo che non vuole l'autonomia perché non è capace di essere autonomo. Non è capace di essere autonomo nella formazione della giunta, quindi figuriamoci poi nella gestione poi della cosa pubblica, quindi dei soldi, nell'assegnazione dei fondi, far andare bene le ASL, gli asili nido, le case di riposo, le infrastrutture. Te credo che poi dopo un governatore contro l'autonomia non è in grado di fare una giunta, cioè figurarsi per il resto. Ma il discorso che fa ridere paradossalmente è quello che riguarda proprio le regioni guidate dal centro-sinistra, no? Nel senso che sono in prima fila contro l'autonomia, no? Lo ricordiamo tutti i ricorsi presentati dalla Regione Toscana, la Regione Puglia, Regione Sardegna, che tra l'altro ricordiamo era stato speciale, e proprio la Regione Campania contro il disegno della legge Calderoli che, come dire, portava avanti, cominciava a inquadrare l'autonomia differenziata, stabilendo diciamo una cornice entro la quale si poteva lavorare per assegnare funzioni e materie alle regioni che chiedono l'autonomia differenziata. E il ricorso, che ricordiamo sempre, aveva ottenuto oltre circa 50 no da parte della consulta e solo 12-13 sì, nel senso che la consulta aveva detto ok, questi vanno sistemati perché devono essere conformi alla Costituzione. Consulta che poi tra l'altro è intervenuta ieri sulla legge per il fine vita della Regione Toscana, ma ne parliamo dopo, perché proprio volevo fare un discorso appunto legato ai governatori del centro-sinistra che, come dire, sono in prima fila per quanto riguarda il no all'autonomia italiana. Poi dopo se gli vai a dire che l'Unione Europea potrebbe cambiare i fondi di coesione, come noi qui abbiamo denunciato per primi a Ragioniamoci Sopra, cavolo, diventano pazzi, no? Cioè perché gli togli dei soldi fissi, cosa che giustamente noi abbiamo sempre detto che non si possono togliere
dei finanziamenti che sono diretti, che permettono alle regioni di quantificare un bilancio, definire le risorse, programmare soprattutto interventi per gli anni a venire, perché magari contano già di avere determinati soldi in tasca, anche perché comunque sono soldi che servono proprio per le imprese e i lavoratori diretti. Parliamo di bandi per quanto riguarda sia la ricerca, ma l'agricoltura, ma gli under 35, il lavoro delle donne, quindi diciamo alla fin fondo sono soldi che lo Stato non mette, e soprattutto lo Stato non tocca, fortunatamente, perché arrivano direttamente alle regioni, quindi si saltano dei passaggi, dei tempi morti, un mare di burocrazia in meno che permette invece a una regione di arrivare quasi direttamente al cittadino, o comunque in tempi più celeri al cittadino. Pochi giorni fa c'è stata nella sede della conferenza Stato-Regioni a Roma, c'è stato un incontro proprio con il vicepresidente, scusate, della Commissione Europea, che è Raffaele Fitto, che ha anche la delega proprio per i fondi della coesione, e chiaramente proprio sui temi dei fondi della coesione c'è stato un gran dibattito. Allora ricordiamo, adesso l'abbiamo detto, appena accennato, ma facciamo un po' un punto preciso. Secondo il nuovo budget europeo, quindi diciamo 2028-2034, in teoria la proposta, diciamo, von der Leyen è quella di ridurre i fondi di coesione per le regioni, ma soprattutto di non farli arrivare direttamente alle regioni, ma di farli passare attraverso gli stati centrali. Un po' come è stato il sistema del PNRR, che ha centralizzato tutto a Roma. Poi il PNRR, all'epoca il governo Conte, poi Draghi, il 30% delle risorse lo destinarono ai comuni come gestione, pochissimo alle regioni, il resto direttamente in capo ai vari ministeri. Noi vediamo che in alcuni ambiti il PNRR è andato avanti, peccato che per esempio, siccome il 40% dei fondi doveva essere speso nelle regioni del Mezzogiorno, proprio perché PNRR si chiama di rinascita, di ripresa e resilienza, doveva, diciamo, attutire le divergenze fra vari territori, non solo in Italia ma anche nel resto dei territori all'interno degli stati europei. Ebbene, noi vediamo che nelle classifiche, ai noi, le regioni del sud sono quelle più indietro come spesa, tra l'altro, ma questo anche non perché, qua bisogna dirlo apertamente, non perché le regioni del sud non siano state in grado di spendere i soldi, ma perché se i soldi passano da Roma o dal singolo comune, è ovvio che non c'è una visione territoriale ampia, micro-territoriale, macro-territoriale ampia, quindi è ovvio che non riesci a vedere gli effetti di una spesa praticamente efficace, spesa pubblica efficace di questi fondi del PNRR. Siccome invece l'Unione Europea ha detto: mi piacciono i fondi del PNRR perché possono essere utilizzati per mille scopi, compresi per esempio nel budget futuro, per esempio anche per la difesa, visto che la nuova mania non è più la transizione ecologica ma è la difesa, no? Quindi chiaramente adesso l'Unione Europea punta su questa nuova gestione che, lo ricordiamo, taglia fuori praticamente le regioni, soprattutto quelle virtuose, diciamo noi. Fra le regioni in prima fila per difendere lo status quo, cioè il sistema attuale che per ora ha dimostrato efficacia con decine di migliaia di progetti avviati da parte di tutte le regioni, sono proprio anche le regioni, come dire, a guida centro-sinistra. In particolar modo a me ha colpito, per esempio, Stefania Proietti, che era presidente della regione Umbria, che praticamente punta alla non riproposizione del modello PNRR, con un ruolo più forte e incisivo delle regioni nel rapporto con l'Europa. Punta a ottenere più semplificazioni e quindi meno burocrazia, soprattutto rendendo più strutturale la revisione dei fondi mid-term. Durante la riunione, leggo un comunicato della regione Umbria, tra l'altro, la presidente Proietti, insieme ai colleghi, ha ricordato che le regioni sono favorevoli a nuove proposte e riforme riguardanti la semplificazione e la flessibilità degli strumenti della politica di coesione, a garanzia però di una governance multilivello e del riconoscimento del ruolo istituzionale e strategico delle regioni. È stata espressa anche una preoccupazione forte in merito al fatto che i fondi della politica di coesione seguono appunto il metodo PNRR, anche perché ciò aprirebbe una centralizzazione dei fondi, e sono stati illustrati timori riguardanti la tempistica di attuazione. Dice ancora il comunicato: il metodo deve garantire flessibilità e assicurare agibilità decisionale per le amministrazioni regionali e non un ulteriore accentramento dei processi o un allungamento dei tempi di approvazione e revisione.
Le regioni, ripete la regione Umbria in questo caso, hanno chiesto di poter decidere i target di propria competenza e declinare obiettivi e misure in coerenza con le specificità territoriali di ciascuno, in modo da rispondere ai fabbisogni reali, anche perché la coesione ha l'obiettivo di ridurre i divari e di sostenere la competitività, in primis appunto quella delle aree meno sviluppate. A leggere queste frasi qua, se uno non dicesse che sono state, diciamo, portate avanti, espresse da una governatrice del centro-sinistra, dici, beh, vabbè, questo qua è un leghista, no? Anche perché sembra un leghista legato all'autonomia differenziata italiana. Quando noi diciamo, per esempio, le regioni chiedono di poter decidere i target di propria competenza e declinare obiettivi e misure in coerenza con le specificità territoriali di ciascuno, in modo da rispondere ai reali fabbisogni, anche perché la coesione in questo caso ha l'obiettivo di ridurre i divari e di sostenere la competitività. Cioè, ci viene purtroppo da ridere per non piangere, perché l'autonomia differenziata è proprio questo, cioè, ovvero dire a un governatore: tu hai delle risorse certe, un ambito, diciamo, legislativo certo, con dei confini precisi, dove lo Stato arriva fino a un certo punto, lo Stato centrale, e la regione arriva fino a un altro punto, che poi ovviamente può avvalersi della collaborazione di province e comuni, ma sempre chiaramente con delle regole ben precisi, non come adesso che, tra virgolette, c'è una burocrazia un tanto al chilo, cioè che ognuno interviene su tutto, poi alla fine nel ginepraio delle carte, cartine, timbri, timbrini, non si capisce poi chi decida, chi mette i soldi, quanti soldi si possono mettere, quali sono gli obiettivi quindi da portare avanti per un investimento magari in un determinato territorio. Risultato finale: cittadini insoddisfatti. Cittadini insoddisfatti che se la prendono col sindaco, che magari non c'entra niente, col presidente della provincia dicendo che è un fannullone, che magari non c'entra niente, con il governatore, che magari non c'entra niente, con lo Stato centrale, che magari non c'entra niente. Ma alla fine in realtà c'entrano tutti, perché purtroppo la commistione di leggi, poterini vari, cosa comporta? Comporta alla inefficienza del sistema pubblico. L'inefficienza del sistema pubblico che, se lo vediamo in altri stati, se la pubblica amministrazione fosse efficiente, il PIL ne beneficerebbe, quindi vuol dire che ne beneficerebbero le nostre tasche, i nostri servizi, il nostro benessere. Purtroppo non succede questo, perché l'autonomia non c'è. Chi non vuole l'autonomia? Il centro-sinistra, che però alla fine è lì che dice no, voglio l'autonomia, quando riguarda invece i fondi europei. Amici, prendiamoci un attimo di pausa e poi torniamo sempre sull'autonomia, però per altri temi, e ci sono 2 o 3 chicche. Un secondo e torno subito. Ciao ciao. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. Eccoci amici, ritorniamo qui a Ragioniamoci Sopra, Radio Libertà, Giuliano Zulin, per questo ultimo appuntamento del 2025. Abbiamo appena parlato dei governatori del centro-sinistra che sono contro l'autonomia in Italia, ma sono per l'autonomia sfrenata per quanto riguarda il rapporto Regione-Europa, UE, che già lì fa ridere, no? Ma vabbè, ma andiamo avanti. Andiamo avanti perché poi, sempre sull'autonomia, uno dei più acerrimi nemici dell'autonomia è Eugenio Gianni, presidente della regione Toscana, uno dei portabandiera del centro-sinistra del PD, insomma. E lui aveva portato avanti, ne abbiamo parlato qui a Ragioniamoci Sopra, la legge per il fine vita. Allora è arrivata anche la decisione della Corte Costituzionale, che Gianni dice grande vittoria, poi andiamo a vedere però sul merito, forse grande vittoria non è. Perché, per esempio, innanzitutto la Corte Costituzionale, un po' come è successo per quanto riguarda la legge Calderoli riguardante l'autonomia, non ha detto che era incostituzionale la legge, però chiaramente ha messo una marea di paletti che di fatto la rende inefficace, inapplicabile, come è successo per la legge Calderoli. All'epoca Gianni disse grande vittoria, la legge Calderoli è affossata.
Qua invece dice grande vittoria, la legge per il fine vita sulla Toscana va bene. In realtà non è vero, come non era vero che la legge su Calderoli era affossata, perché abbiamo detto qua mille in più volte. La consulta ha soltanto messo dei paletti, tra l'altro respingendo una barca cinquantina di ricorsi presentati alle 4 regioni del centro-sinistra che erano contro la legge Calderoli. Diciamo tutta. Allora, facciamo un esempio qua per quanto riguarda la Toscana, no? Cioè dice allora dell'articolo, per fare un esempio, all'articolo 4, allora partiamo prima di andare all'articolo 4, partiamo dal titolo 2. I giudici hanno dichiarato incostituzionale per esempio l'articolo 2 della norma toscana, già che individua direttamente i requisiti per ottenere il suicidio assistito, no? E questo già è stato bocciato l'articolo 2. Poi dall'articolo 4 è stato cassato solo la parte che prevede la possibilità di affidare a un delegato del malato il compito di presentare l'istanza. Ciò si legge appunto nella sentenza, deroga vistosamente al quadro normativo fissato da una legge del 2017, la quale appunto presuppone inequivocabilmente che la volontà di interrompere le cure si è espressa personalmente. Sembra insomma una minuzia, ma in effetti è stata blindata una garanzia ulteriore rispetto ai procedimenti più sbrigativi. Incostituzionali anche gli articoli 5 e 6, entrambi prevedono, si legge appunto ieri nel comunicato della Corte, stringenti tempi per la verifica dei requisiti di accesso al suicidio medicalmente assistito e la definizione delle relative modalità di attuazione. Anche in questo caso non è proprio un particolare marginale, perché per esempio Marco Cappato, che come dire è un portabandiera del fine vita, da anni hanno impegnato in una campagna per il suicidio assistito express, cioè praticamente pronti via, no? E infatti continua a lamentare la lentezza delle aziende sanitarie locali nell'esaminare i faldoni dei pazienti. La Corte in questo caso ha detto che, fermo restando la necessità di una sollecita presa in carico dell'istanza del richiedente, deve essere sempre consentita la possibilità di svolgere tutti quegli approfondimenti clinici e diagnostici che gli esperti ritengono appropriati. Quindi insomma una valutazione scrupolosa che non è proprio amica della fretta, diciamo, degli attivisti, in questo caso anche di chi ha scritto la legge della regione Toscana. Bocciato anche l'articolo 7 che impegna le ASL ad assicurare il supporto tecnico e farmacologico e l'assistenza sanitaria in vista appunto della autosomministrazione della dose letale. La consulta non è che si è espressa sulla liceità, chiamiamola così, di coinvolgere il servizio sanitario, però ha detto che è illegittimo per la regione introdurre un livello di assistenza sanitaria ulteriore. Cioè, fatto sta che proprio il Tribunale di Firenze, in un'ordinanza poi ritenuta tra l'altro inammissibile, aveva sollevato il problema dell'obbligo in capo appunto alle aziende sanitarie di reperire dispositivi azionabili con la voce o lo sguardo, qualora appunto il malato fosse stato privo dell'uso degli arti per praticare l'iniezione fatale. All'epoca la consulta si era limitata a respingere le argomentazioni del magistrato in quanto non adeguatamente motivate, ma aveva sottolineato che se quei macchinari fossero stati davvero reperibili in breve tempo, la persona che aveva invocato il suicidio assistito avrebbe avuto un diritto a valersene. La questione insomma rimane aperta e non sarà risolta chiaramente dalla legge toscana, benché risultino immuni da censure le altre disposizioni della norma, chiamiamola così, federalista, che avrebbero meno carattere organizzativo e procedurale. Quindi se noi abbiamo analizzato un pochino i punti, diciamo, bocciati della consulta, ne ha bocciati 4-5 articoli, 6, quindi alla fine, nonostante quello che dice Gianni, non è andata benissimo. È stata una frenata, non è stata una bocciatura totale, così appunto come abbiamo detto prima per quanto riguarda come è successo per la legge 84, quella chiamiamola legge Calderoli di attuazione dell'autonomia differenziata. Nessuna bocciatura totale, solo dei paletti. Non a caso sta per essere riscritta appunto in questo periodo la legge Calderoli per l'attuazione dell'autonomia differenziata, che tiene conto chiaramente dei rilievi della consulta e che poi appunto sarà approvata dal Parlamento.
dentro questa legge ovviamente bisognerà considerare i famosi LEP, livelli essenziali di prestazione, cioè, come abbiamo sempre detto qui a Ragioniamoci Sopra, per capirci, sono i come dire, servizi base, una specie di minimo sindacale dei servizi offerti dalla pubblica amministrazione in un determinato territorio in base agli abitanti, chilometri quadrati, e quant'altro. Ora, i LEP sono state, cioè la determinazione dei LEP è stata inserita dentro la legge di bilancio che viene approvata in queste ore. Le opposizioni, in particolar modo Francesco Boccia, che mi pare sia capogruppo in Senato del PD, aveva fatto il diavolo a quattro, aveva detto faremo barricate su barricate, alla fine non è successo niente, ma la questione qual è? Che loro dicono che è incostituzionale una roba del genere, ma non è che sia incostituzionale, perché l'abbiamo sempre detto qui, proprio la definizione di LEP, cioè dire quanto, cosa, chi, come, dove, perché, i servizi, un criterio, tra l'altro, che doveva essere fatto dal 2002-2001, non è mai stato fatto, benché sia scritto dentro la Costituzione, quella, ricordiamo, cambiata al centro-sinistra nel 2000, poi confermata da oltre 11 milioni di italiani che sono andati al referendum confermativo, appunto, per dire sì, a me va bene quella riforma lì. Ebbene, mai nessuno aveva determinato i servizi essenziali di base, no? Che sono necessari, ma lo ricordiamo sempre qui, per le regioni, quelle che sono, tra virgolette, più indietro, no? Perché sono loro che hanno bisogno di un criterio base, no? Affinché poi ci sia una determinazione dei servizi e delle risorse necessarie affinché questi servizi siano, come dire, offerti poi ai cittadini. Se non viene, non si capisce perché il PD si combatte in maniera furibonda, ma tutto il centro-sinistra, contro questi LEP. LEP che hanno voluto loro, hanno deciso loro di crearli sulla carta, poi dopo senza metterli ovviamente in pratica, perché chiaramente poi il centro-sinistra è bello perché va a manie, mode, no? Cioè adesso c'è la moda magari di Hamas, poi prima c'era la moda del clima, poi ci sono le varie mode, no, praticamente, quindi adesso c'è questa moda qua di dire, quando passa la moda di dire più potere alle regioni, poi non so, all'epoca la Lega prese il 3,9, parlo del 2001, allora quindi non era più un problema, no, dire, fermare la Lega, quindi chi se ne frega. Cioè, ragazzi, qua bisogna fare le robe per i cittadini, cioè non è che bisogna farle per le manie e per le beghe personali o per la moda del momento. Purtroppo il centro-sinistra ci ha abituato a questo, a seguire le mode. Ben prima che esistessero i social, ben prima che esistessero gli hashtag di tendenza. Proprio perché non c'è niente dentro il centro-sinistra. Purtroppo c'è da dire questo, non c'è un'idea, parla sempre di diritti privati, ma alla fine non si parla mai di diritti sociali, comunitari, pubblici, cosa che invece prima magari era un po' all'ordine del giorno per quanto riguarda la famosa Prima Repubblica. Adesso, cioè io ricordo che negli anni 70 il presidente della regione Emilia-Romagna, che era un autorevole esponente del PC, Partito Comunista Italiano, voleva creare una regione del Po, macro regione del Po, perché erano, diciamo, fine anni 60, primi anni 70, la lotta sindacale, famoso turno caldo, portò all'abolizione delle gabbie salariali, tra l'altro che invece aveva permesso un boom incredibile all'Italia, soprattutto dalla seconda metà degli anni 50 proprio fino a fine anni 60. L'Italia è il posto in Europa dove era come fosse un paese, chiamiamolo così, con percentuali da tigri asiatiche, no? Boom del PIL, no? Come abbiamo poi ricordato, ho preso fine anni 90, primi anni 2000, con botte da più 5, più 6 del PIL ogni anno. Adesso cresciamo così poco perché certo c'è l'invecchiamento della popolazione, certo le tasse, tutto quello che ne consegue, certo è che se appunto, come abbiamo detto all'inizio di questo nostro incontro, lo Stato, diciamo, è inefficiente, ma ripeto, ma non perché le persone che lavorano nella pubblica amministrazione siano dei fannulloni, ma al contrario, non hanno i poteri
gli strumenti, scusate, più che i poteri per lavorare bene. Non hanno, tutti intervengono su tutto, è un casino. Speriamo che il 2026 allora sia l'anno veramente dell'autonomia, ma ripeto, non per fare un favore a qualcuno che magari la sta chiedendo. Parlo delle 4 regioni Veneto, Lombardia, Piemonte, Liguria, che hanno firmato le 4 preintese, ma proprio per le regioni di cui avrebbero bisogno dell'autonomia, e sono soprattutto le regioni del centro-sud, che con delle risorse certe e con una responsabilizzazione da parte dei governatori sicuramente possono fare del meglio per i propri cittadini ed evitare quella fuga di persone che è ripresa dagli ultimi 15-20 anni dal sud verso il nord, ma verso l'Europa, verso l'estero, che porta allo spopolamento del sud, perché poi alla fine, l'abbiamo detto 1000 volte qui, ragioniamoci sopra, per fermare l'autonomia difendiamo uno stato delle cose che è quello attuale, che porta a una sanità scadente, a servizi quasi inesistenti, a imprese che non vanno al sud a investire, e il risultato finale, la gente scappa dal sud. Un giorno difenderemo il sud quando il sud purtroppo non ci sarà più. Buon anno a tutti da Giuliano Zurin, da Ragioniamoci Sopra qui su Radio Libertà, e come sempre buona autonomia a tutti. Ciao. Avete ascoltato